Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Finalmente si torna seriamente in sella dopo la sola del gesso e di tutta la vicissitudine che ormai conoscete. Partenza oggi per le Dolomiti con l'amico Robby, neo-africano. Ha comprato una ES 2025 spettacolare e adesso sto uscendo per andare a casa sua a prenderlo. Per l'occasione ragazzi, maglietta celebrativa dei 15 anni delle Dolomiti, perché la primissima vacanza che abbiamo fatto è stata nel 2010. Io avevo il CBR 1000, lui aveva il TDM. Ci torniamo dopo 15 anni con le due Afriche. Bando alle ciance ragazzi, adesso scendo, finisco di caricare la moto e parto, quindi vamos! Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi 18 giugno, fatemi fare gli auguri alla mia mamma lassù che oggi compie gli anni. Auguri ma. Partenza per le Dolomiti ragazzi, si parte per le Dolomiti con questa super giornata spettacolare. Sono le 7:15 di mattina, sto andando a prendere l'amico Robby, neo-africano anche lui. Video spero spettacolari perché le Dolomiti sono tra le montagne più belle del mondo. Speriamo solo nel tempo, perché questa settimana è un po' così dalle previsioni, però ragazzi che ce frega, Dolomiti, tanta roba. Vamos! La tappa numero 1 dei motociclisti, se volete farvi un pranzetto anche al parco, bruschettona, qua hanno di tutto, carne, è veramente un bel posto e fuori c'è questo parchetto dove è possibile mangiare, insomma, davvero tappa fissa quando vengo da queste parti. Siamo a Ballabio, quindi segnatevelo, Alva di Ballabio, se fate una scampagnata sul lago di Como e siete in zona per il pranzo ragazzi, tappa fissa. Qui a fianco a me il torrente Enna che dà origine appunto all'orrido della Valtaleggio, è quello che stiamo cominciando a fare. Lasciamo il passo San Marco, 1992 metri, adesso scendiamo direzione Morbegno, poi a Morbegno prendiamo la super palla della SS38, arriviamo alla Prica e poi la Prica Ponte di Legno dove ci fermiamo poi a mangiare qualcosa a Pundelegna e poi il pomeriggio ci dedichiamo a Gavia e Stelvio ragazzi, due super passi. Ma guardate che roba, mamma mia che spettacolo ragazzi. Cazzo, te pareva che non trovavamo il camion? Appena finito di dire che non c'è nessuno in giro. Il tir. Aprica ragazzi, Aprica, che bella che anche d'estate l'Aprica. Qua noleggiano le bici, fatta benza, c'ho il pieno. Adesso usciamo dall'Aprica, non ci fermiamo e andiamo fino a Ponte di Legno dove ci fermiamo a mangiare finalmente, c'ho una fame da paura.
Gavia ragazzi, Gavia aperto, Gavia aperto. Quindi 5 minuti ragazzi e ci sediamo al tavolo che c'ho una fame che gna fazzo chiù. Ragazzi, eccoci arrivati a Ponte di Legno dopo 250 km più o meno di strade spettacolari, quasi tutte tranne la 38 che fa cacare di brutto. L'africano, il neo-africano, grande moto con la sua Super Africa ES, l'africona non si smentisce mai. Com'è? bellissimo, primo giorno di vacanza stupendo, veramente bello ragazzi, veramente bello. Da fare direi. Da fare, da rifare sempre, tante volte. E da mangiare, e da mangiare pure. E soprattutto da bere direi. Soprattutto da bere, che poi dopo sì che si va allegri. Vamos! Cioè ragazzi, non potete capire quanta gente c'è oggi sul Gavia. Ma avremmo incrociato nel giro di 4 km ma una sessantina di moto, una decina di macchine. Ma sarà periodo di ferie. Che vedevo di? Hanno pensato tutto come noi. E prendersi questa settimana di ferie. Poi ciclisti, vabbè, ciclisti, quelli sono gli eroi del giorno. Sempre bello il Gavia ragazzi, sempre bello. Peccato che mi sia scollegato l'account del drone, mi dovevo riconnettere ma qua non c'è segnale, quindi non mi ha permesso di riconnettermi al mio account. E se non siete connessi all'account DJI, in questo caso, vi dà delle forti limitazioni sia in distanza sia in altezza. Praticamente 30 metri in altezza e 40 forse in distanza, quindi un pacco incredibile. Però vabbè, avete visto che comunque lo spettacolo del Gavia sono riuscito a beccarlo lo stesso. Guardate che bella questa vallata, mamma mia ragazzi, 2620 metri. Stelvio ragazzi, 20 km, 35 tornanti e mi pare che sono 48 dall'altra parte. Siamo ragazzi, guardate quanta neve c'è ancora. Stelvio, 2760 metri, ultimo tornante,
dei 38 fatti a salire e poi ce ne saranno penso 48 a scendere, una roba del genere. Tantissima roba cioè ragazzi, sopra lo Stelvio guardate dove sto andando, terrazza super panoramica, mamma mia, mamma mia, mamma mia, cosa non si vede da qua. Adesso parcheggio e fotona e poi si riparte. Ragazzi, sosta allo Stelvio, passo dello Stelvio, impossibile non fermarsi. Abbiamo bevuto qualcosa qua, siamo saliti sulla terrazza perché vi faccio vedere. Adesso un po' se n'è andato di casino, là era completamente pieno di moto, un delirio incredibile. Quindi siamo saliti a questo bar ristorante Gasthof su questa terrazza, spettacolo. Adesso vi faccio vedere il panorama che c'è da qua, ragazzi. La tipica foto dello Stelvio, guardate che roba. I classici tornanti dello Stelvio, tanta roba, tanta roba. Adesso ripartiamo, siamo a 40 minuti da Glorenza, check-in, lasciamo giù un po' di roba e poi passo di Resia. L'africano numero 2 è al tavolo, noi ci vediamo tra poco, vamos! Spettacolo sto hotel, vi faccio vedere, guardate bene questo, guardate bene con le telecamere disegnate. Fantastico, che geni ragazzi, che geni. Cosa ne pensi? Allora, prima giornata è andata bene, adesso stiamo andando a mangiare, la prima giornata è andata stancamente bene perché comunque abbiamo fatto 350 km di curve tornanti, ragazzi, Spettacolo, impressionante, ragazzi. Chiudo gli occhi e vedo i tornanti e anche se li tengo aperti, comunque è da fare, proprio bello. Top, insomma. Top. Allora, nell'ordine abbiamo fatto Passo Culmine San Pietro, poi siamo scesi e abbiamo fatto Passo San Marco. Spettacolo, Passo San Marco è sempre spettacolare. Poi siamo andati fino a Morbegno, Passo della Prica, poi siamo scesi, Passo della Prica, Edolo, Passo Gavia, minchia Gavia, Bellissimo.
ce l'ho nel cuore il Gavia, è troppo bello. Giù dal Gavia, Bormio e poi Passo dello Stelvio e poi siamo arrivati a Glorenza, ragazzi. Tantissima roba. Adesso ce ne andiamo a mangiare piano piano perché io ho un'autonomia ridotta. Quindi piano piano a mangiare, però vi faccio vedere un pezzo di Glorenza perché sembra veramente proprio bellina. Città? Sembrerebbe. Guarda lì. Dai, metto giù questo perché Dai, sì, allora ragazzi, stiamo valutando cosa mangiare. E c'è una diatriba tra il piatto tipico del posto, qua siamo nel Sud Tirol, qua. Sud Tirol. Sud Tirol, quindi il piatto tipico, la pizza alla diavola, oppure i tris di Canederli, ragazzi, è quello che abbiamo scelto, giusto? Tris di Canederli? Esatto. Dai, Io ordinerei la zizzona di Battipaglia che proprio è qui dietro. La fanno qua dietro. A 2 chilometri, sì. Effettivamente Gennaro, il cuoco, ci ha consigliato quella. Gennaro Strudel si chiama. Quindi mi sa, tris di Canederli, ragazzi, secondo me sono tanta roba. E poi per non farci mancare nulla, una di bella rozza veramente rozza buona. di zona, questa è di zona, È di zona. Eh sì, di zona la Forst. Vabbè. Ragazzi, buon appetito, ci vediamo dopo.